L'indagine è un'indagine storica per il CREA, prima INEA, ora CREA appunto. L'indagine che coinvolge un gruppo nutrito di persone rileva valori dei terreni a livello regionale e diciamo i principali risultati, se vogliamo fare un'estrema sintesi, del 2024, questo è l'ultimo anno di indagine, vedono una piccola ripresa del mercato, quindi valori che rispetto al passato incominciano a tenere il ritmo rispetto all'inflazione. Quindi il terreno sembra essere un investimento gradito non solo agli agricoltori ma anche ad altri imprenditori extra-agricoli. L'indagine ha messo in evidenza, come sta accadendo ormai da molti anni, una notevole differenziazione a livello di territorio tra nord e sud, ma anche tra tipologie di destinazione dei terreni. Ci sono terreni coltivati diciamo, a vite che raggiungono valori stratosferici, direi milionari, e terreni invece più delle aree interne, soprattutto del sud, che hanno valori molto bassi. Quindi è diciamo, un mercato molto differenziato tra aree ricche spesso del nord e aree interne e più povere del sud Italia. Normalmente l'acquisto dei terreni viene fatto da aziende strutturate, quindi da agricoltori che hanno una prospettiva economica futura, mentre diciamo, l'offerta di terreni, quindi dalla parte di chi vende, sono agricoltori in fase di cessazione che stanno andando in pensione o che hanno difficoltà economiche. Per quello che riguarda i giovani hanno un difficile accesso alla terra, perché la terra costa molto, almeno la terra che diciamo territori di pregio, territori che possono essere coltivate a colture ad alto reddito. Quindi i giovani continuano ad avere un difficile accesso alla terra, tant'è vero che nel tempo, negli ultimi anni specialmente, si nota una tendenza al ricorso all'affitto piuttosto che all'acquisto, perché l'affitto diciamo, è più facile affittare dei terreni e ovviamente si può decidere poi di rinunciare al contratto, cosa che sull'acquisto ovviamente diventa più difficile poi trovare liquidità e vendere i terreni in maniera facile, insomma veloce.